La situazione italiana del paese è abbastanza complicata. Partiamo subito dal problema del bilancio. Con i beni confiscati alla mafia si potrebbe fare molto, si potrebbero sdoganare 80 miliardi in favore quantomeno del Ministero degli Interni, delle forze dell'ordine, quindi risanare una parte del nostro bilancio. Ma devo dire, in Italia la stranezza è che ci sono delle cassaforti che nessun governo vuole aprire e di contro per far cassa non si fa altro che incidere sulle tasche degli italiani onesti, dei pensionati, dei lavoratori, aumentando la benzina, aumentando le tasse. Bene, ci sono tre cassaforti sostanzialmente. Una è l'evasione fiscale che incide 120 miliardi di euro l'anno, 60 miliardi di euro l'anno incide la corruzione e si sa anche dove si annida la corruzione. E da ultimo, ma non meno importante, ci sono 80 miliardi circa di patrimonio confiscato alla mafia. Sono beni di vario genere, ci sono circa 1700 industrie, 5.000 appartamenti, quindi beni che si possono tranquillamente vendere facendo cassa. La legge è una legge che prevede la possibilità di avvocati o a enti pubblici per finalità sociali o anche associazioni, ma francamente è impensabile che si possa affidare a un'associazione o a un comune che ne faccia richiesta un'industria. Ci sono in mezzo a questo patrimonio confiscato cliniche private, cliniche di eccellenza, ci sono alberghi, non puoi certo assegnare un albergo a un comune per farci non so cosa, quindi evidentemente vendendo questi beni si può immediatamente far cassa con queste somme che possono essere un'entrata importante. Pensate, anche vendendo il 20% di questo patrimonio si racimano 20 miliardi di euro e pensate che l'aumento dell'IVA per evitarlo ci voleva 1,5 miliardi. Eppure si è aumentata la fine l'IVA e questo patrimonio è rimasto lì, creando un doppio danno per lo Stato, perché non solo non incassa, ma è costretto anche a mantenere questi beni o, nel peggiore dei casi, alla fine questi beni finiscono per fallire le aziende, deteriorarsi il patrimonio e quindi alla fine non varrà più niente.